Leggeremo un passo in Prima Re, nel Vecchio Testamento. Leggeremo il capitolo 19 dal primo verso fino al verso 18. Primo Re capitolo 19. Amen. Se l'avete trovato, inizio a leggere, e se no credo che ci sia la proiezione del testo sullo schermo. Comunque sia, Dio benedica la sua parola. Amen. Al nostro cuore. Primo Re, capitolo 19, dal primo verso. Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel inviò un messaggio a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della tua vita quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e lì lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve. Poi si coricò di nuovo. L'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli diede, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco gli fu rivolta la parola dell'Eterno in questi termini: che fai tu qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io e cercano di togliermi la vita. Il Dio gli disse: esci fuori e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso spaccava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Come Elia l'ebbe udito, si coprì il volto con il mantello, uscì fuori e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco che una voce giunse fino a lui e disse: che fai tu qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io e cercano di togliermi la vita. L'Eterno gli disse: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando sarai giunto là ungerai Hazael come re di Siria, ungerai pure Jeo, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi sarà sopravvissuto alla spada di Hazael sarà ucciso da Jeu,
e chi sarà sopravvissuto dalla spada di Jehù sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non lo ha baciato. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia, una bella storia quella di Elia. Nel Vecchio Testamento Elia è uno dei più grandi profeti. Addirittura lo troviamo quando Gesù sul monte della trasfigurazione sale. E lì troviamo Elia e Mosè insieme a Gesù. Elia che non è morto come gli uomini, ma la scrittura ci fa apprendere che è stato rapito in cielo, così come si trovava su un carro, fu trasportato nel cielo. Però era un uomo e abbiamo letto di un periodo della sua vita che vive uno scoraggiamento profondo che lo porta quasi alla depressione, umanamente parlando, perché pregare Dio dicendogli basta, fammi morire, è sinonimo di una qualche depressione, no? E allora ci si meraviglia, ma come mai? Uno che ha visto cose veramente grandi, pregava che non piovesse e non piovve sulla terra. Pregò il Signore che fece scendere il fuoco dal cielo. Così sfidò i 450 profeti di Baal, falsi profeti, e scese il fuoco dal cielo. Un grande profeta, ma pur sempre un uomo. E allora dico, se si è scoraggiato Elia, posso scoraggiarmi anch'io? Ognuno di noi possiamo scoraggiarci? Io credo di sì. Possono avvenire quei momenti di profondo scoraggiamento. Ma gloria a Dio. Abbiamo visto, abbiamo letto come Dio si è preso cura del suo servo. Perché il Signore quando ci usa, non è che poi quando non può più usarci perché finisce il nostro periodo, il nostro momento, le nostre forze, ci butta via. No, il Signore si prende cura di noi, come sempre ha fatto. Gloria a Dio. Il Signore ci usa non per sfruttarci e poi buttarci. Ci usa, ci benedice e veglierà sempre su di noi. Gloria a Dio. Quindi il nostro cammino di fede, il nostro percorso con il Signore, dobbiamo avere la consapevolezza che è un percorso sicuro. Certo, possono avvenire momenti di scoraggiamento. Qui Elia ha avuto paura, perché quando questa regina cattiva ha saputo come è andata la sfida fra Elia, l'unico profeta che ha sfidato 450 altri profeti di Baal, dimostrando chi è il vero Dio, scese il fuoco dal cielo. Ma la cosa sensazionale è che Elia, quando preparò tutto l'altare, prima di chiedere a Dio, fai scendere il fuoco dal cielo e brucia questa offerta, dimostra che tu sei l'unico, solo e vero Dio. Ha fatto in modo che razionalmente potesse essere difficile che quanto ha preparato prendesse fuoco, eppure ha preso fuoco. Se voi leggete al capitolo precedente, no? Bagnò la legna con l'acqua. Ma qual è quella legna che bagnata con l'acqua prende fuoco? Eppure bagnò con l'acqua la legna. Fece un fossato. Quel fossato fu pieno d'acqua e mise la legna. Impossibile che prendesse fuoco. Ma quando è sceso il fuoco dal cielo, il fuoco di Dio, ha bruciato ogni cosa. Perché il fuoco di Dio non è il fuoco dell'uomo.
Amen. Noi vogliamo il fuoco che scende dal cielo, non un fuoco che viene acceso dall'uomo e da persone capaci di far suscitare quell'emozione e quel fervore che comunque è umano. Ma quando scende il fuoco dal cielo è tutt'altra cosa. Noi vogliamo pregare il Signore, sempre, e non stanchiamoci mai di farlo, dicendo: Signore, fai scendere il fuoco dal cielo per me, brucia la mia vita con il tuo fuoco, offriamoci sull'altare. Amen. Amen. Non dobbiamo offrire altre cose, dobbiamo offrire noi stessi sull'altare. E lo Spirito del Signore brucerà quell'offerta e saremo riempiti di Spirito Santo. Amen. Amen. Gloria a Dio. E quando questa Izebel, questa regina cattiva, seppe quello che ha fatto, Elia gli mandò questa ambasciata, questa notizia: quello che tu hai fatto a quei profeti che li hai uccisi, non li ha uccisi lui, il popolo che ha visto Dio, la potenza di Dio. Elia gli ha detto: adesso uccidete quei falsi profeti. E così il popolo è tornato a Dio, uccidendo quei falsi profeti. E questa donna, invece, che adorava Baal, quello che tu hai fatto lo farò io a te. Elia ebbe paura: io scappo, questa mi ammazza. Ma può avere paura un uomo di Dio? Ripeto, siamo uomini e Dio ci comprende. Gloria al Signore. Scappa, mette al sicuro il suo servo, lo lascia a Beersheba e si inoltra nel deserto. Scappa di testa propria. La follia lo guida, oserei dire. E tante volte ci inoltriamo anche noi nel deserto, quando siamo scoraggiati. Invece di, come ha detto la sorella nella testimonianza, di inginocchiarci e chiedere al Signore: che cosa devo fare, Signore? Facciamo di testa nostra la via più facile è quella del deserto. Ma anche nel deserto il Signore ci raggiunge, per salvarci, per aiutarci, per benedirci, per riportarci alla riflessione e alla considerazione che Lui è l'Iddio fedele che non ci lascia mai. Amen. Amen. Alleluia. Si incammina una giornata nel deserto, va a sedersi sotto una ginestra e prega a Dio. Basta. Prendimi ora. Prendi l'anima mia, come dire, fammi morire. È una preghiera che Dio non ascolta. E gloria a Dio quando non ci esaudisce a volte. Grazie, Signore. Non siamo noi a dire basta alla nostra vita. Dio sa quando la nostra vita deve finire. Signore, fammi morire. Ce la faccio più. Si addormenta, si corica. Vedete come il Signore interviene in un modo così gentile, con amore, perché ci comprende. Amen. Non è un Dio che mostra la sua collera, è un Dio che ci comprende e ci ama, come abbiamo cantato. E solo ci ama, ci comprende. Amen. Amen. Gloria al Signore. Si corica, si addormenta, guardò e vide una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. E Dio provvede. Amen. Aveva bisogno di mangiare, di riposarsi. Alleluia. Chi aveva provveduto quel cibo? E quella brocca d'acqua nel deserto? Dio provvede. E sempre provvede. Amen. Mangia, beve e poi si corica di nuovo. Alleluia. E poi l'angelo che gli parla e che gli dice: alzati e mangia.
La depressione è una brutta cosa, non ti fa mangiare. Molti fanno del cibo proprio un'arma per autolesionarsi, no? Autodistruggersi. Per questo molti rifiutano il cibo, non mangiano. E invece il Signore dice a Elia: alzati e mangia, reagisci, vai avanti. Amen. Noi dobbiamo trovare le forze di reagire nelle difficoltà. Non abbatterti, non piangere su te stessa. Vai avanti, alzati e mangia. Amen. È troppo facile adagiarsi, piangere dalla mattina alla sera. È troppo facile. Il Signore ti dice: alzati e mangia, continua a mangiare. Ma cosa? Del cibo che io ti darò. Amen. Amen. Ogni volta, fratelli, che mi sono trovato davanti a credenti scoraggiati, il primo sintomo è non venire in chiesa, non mangiare. Ma che succede? Non ce la faccio. Ti manca poco e dice: Signore, fammi morire. Ma che è successo? Ma benedetto Dio. Ma ci crediamo nel Signore. Ci credi in Dio. Amen, ci credi in Dio. Sì, io ci credo. E allora? Abbiamo cantato: mettiamo la vita nelle sue mani. Felicità, felicità, vero? Non depressione, ma felicità. Quando metti la vita tua nelle sue mani, la depressione passa. Ti accorgi di quanto buono, fedele, meraviglioso è. Ti dice: alzati e mangia. E così fa Elia. Mangia. Va avanti. Alleluia. Poi addirittura troviamo scritto che prima di inoltrarsi fino al monte Oreb, mangiò e beve del cibo che gli diede il Signore, e per quel cibo ricevette forza per 40 giorni e 40 notti. Il cibo che dà il Signore ci dà forza. Amen. Non rifiutiamo mai il cibo che ci dà il Signore. Sto parlando della parola di Dio. Amen. Ci dà forza in tempi di distretta. Ci dà intelligenza, ci dà discernimento. La tua parola è una lampada al mio piede. Come faremmo noi senza la parola di Dio? Senza interpellare la fonte della saggezza. Sapete che Gesù è sapienza e potenza di Dio? Gesù è fonte di sapienza. Signore, che cosa devo fare? Non vai da un consulente umano, ma tu stai chiedendo cosa fare a colui che sa tutto, che ha creato il cielo e la terra. Amen. E che lo ha fatto in modo meraviglioso. Amen. Amen. Cosa devo fare? Signore, con la sua parola ti darà forza, ti darà discernimento, ti darà saggezza. Amen. Alleluia. E quando il Signore parla, a Elia cosa gli dice? Che fai tu qui? Elia, che fai qui? Come dire, è questo il tuo posto? Io ti ho chiamato per essere profeta del mio popolo. Che ci fai qui, Elia? Giustificazione umana. Signore, io ti amo, ma sono stato mosso da una grande gelosia. Tutti i profeti sono morti, sono rimasto solo io. Questa era la sua visione. Ma abbiamo letto che non era così. Quando siamo abbattuti e scoraggiati, anche la nostra visione è distorta. Non so se dico giusto. Siete d'accordo? Sì.
Quando siamo scoraggiati, la nostra visione è distorta. Se è nero, tu vedi ancora più nero. Ma come è già nero? No, no, io ancora più nero. Ma non c'è uno spiraglio di luce. E dov'è la luce qua? Mi giro sempre disperato, anzi la mia vita è disgraziata. No, la tua vita è benedetta. O no? Ci sentiamo benedetti nel Signore. Dio ci ha benedetti, Dio ha una benedizione spirituale. Così è scritto nella parola di Dio. Il fatto che ci ha chiamati a essere suoi figli è una grande benedizione. Certo, che vuoi? Le prove non ci devono essere, difficoltà, e non cose superficiali, anche qualcosa di forte. Che vuoi? Anche Gesù è stato perseguitato, no? Arrestato, torturato. Se lo meritava? No. I primi cristiani non sono stati perseguitati? Sì. Hanno rinnegato la fede alcuni? Sì, ma molti altri no. Noi siamo benedetti. Alleluia. Tutti hanno abbandonato. Sono rimasto io solo. Ah, meno male che il Signore ha il suo piano. Elia, guarda che fai. Rifai la strada nel deserto, di nuovo, ricomincia da capo. Poi vai incontrerai chi dovrai ungere come re, non mi ricordo come si chiama. Jehù. Poi troverai anche chi prenderà il tuo posto. Samuele, lo ungerai profeta al posto tuo. Ma vuoi che il Signore non comprenda che siamo anche stanchi? Il Signore sa, ma fino all'ultimo, fino alle ultime forze, vogliamo continuare a servire il Signore. E io sono sicuro di una cosa: il Signore non ci dirà mai di fare qualcosa che non possiamo fare. E man mano che ci facciamo più anziani, più vecchi, ci darà di fare le cose che possiamo fare con quella forza, con quell'età che abbiamo, ma soprattutto non deve mai mancare in noi il desiderio di fare la sua volontà. Che ci fai qui, Elia? E questo è il tuo posto. Il tuo posto è nel popolo, tra il popolo, per proclamare la mia parola. Quello era il tuo posto, Elia. Che ci fai qui? Gloria al Signore. Dio ha il suo piano. Noi vediamo in un modo, come dire, secondo come ci sentiamo. A volte vediamo positivamente, quando siamo ottimisti. A volte vediamo sempre in modo negativo, quando siamo scoraggiati, abbattuti. Ma Dio vede sempre nel modo giusto. E quindi dico, affida la tua vita al Signore. Se ti senti scoraggiata o scoraggiato, affida la tua vita, la tua esistenza al Signore che è fedele. Se non riesci a vedere una via d'uscita, sappi che il Signore sa qual è la via d'uscita. E se non c'è una via d'uscita, Lui la creerà. Siete d'accordo? Amen. Si è aperto il Mar Rosso? O no? L'ha aperto il Mar Rosso, dove poteva scappare il popolo in modo breve per scappare dagli egiziani, doveva attraversare il mare. Il Signore ha aperto il Mar Rosso, vai. Lui aprirà una via dove via non c'è e lo farà per amore tuo. E ti dico una cosa, siamo tutti preziosi agli occhi Suoi. Se ci abbattiamo non vogliamo scoraggiarci, vogliamo reagire. Il nemico ci attacca, o no? Se non ti sta facendo nulla il nemico, io mi preoccupo, perché i figli di Dio siamo tutti attaccati. Già quando tu sei un figlio di Dio hai preso una posizione, o no? Io sono a favore di Dio. Beh, sono un nemico del diavolo. Alleluia. E solo per questo può attaccarti.
Ma chi confida nel Signore, chi si affida a Lui, è sempre vittorioso. E supererà lo scoraggiamento, la depressione. Amen. Alleluia. Sapete, molti sono stati guariti dalla depressione senza andare da psicologi o da prendere medicine per dormire, perché non si riesce a dormire. Perché Dio è buono e può fare ogni cosa. Può far guarire anche dalla depressione. Possiamo dire amen. Amen. Alleluia. Dio è onnipotente, non potente, onnipotente. Alleluia. Lui ci comprende. Non vogliamo sentirci accusati, ma vogliamo andare fiduciosi ai piedi del Signore. Aiutami, Signore. Quello è il segreto per ottenere liberazione e l'intervento di Dio in proprio favore. Signore, aiutami, sono qui. Non ho nient'altro e nessun altro che te, Signore. Fai tu, Signore. Io ho paura, ma fai tu, Signore. Amen? Amen. Alleluia. Posso chiedervi di alzarvi in piedi e di pregare ringraziando il Signore insieme?